Un funzionario della regione domiciliari, politici, ex assessori regionali, ex sindaci, indagati, getta nuove ombre sulla gestione dell'assessorato all'ambiente del Veneto e soprattutto della commissione di impatto ambientale, la nuova inchiesta della Guardia di Finanza di Venezia. Una commissione già finita nel mirino di Legambiente che un anno fa ne aveva chiesto la chiusura al governatore Zaia, consegnando un corposo dossier. Lo scioglimento immediato della Commissione VIA, la revoca quindi dei membri della Commissione e la nuova nomina secondo anche normativa europea recentemente approvata. Non si può più aspettare, bisogna farlo immediatamente e anche rimettere mano e occhi a tutti i procedimenti nel passato già passati in Commissione VIA regionale. I processi si celebrano nelle aule dei tribunali, interviene il governatore del Veneto Luca Zaia che puntualizza i passaggi, la sospensione del funzionario regionale Fabio Fior, la ridefinizione dei criteri di affidamento degli incarichi extra amministrazione per i dipendenti, l'avvio di un procedimento alla Corte dei Conti per recuperare le somme indebitamente percepite dal dirigente. Operazione trasparenza, insomma. Insorge il Movimento 5 Stelle, il castello sta crollando, portando alla luce tutto il marcio che nascondeva dentro, afferma il deputato 5 Stelle Mattia Fantinati, che aggiunge: una simile macchina da tangenti non può essere nata dal nulla. Crolla l'immagine della regione, incalza Simonetta Rubinato, parlamentare del Partito Democratico. Tassello su tassello, dal Mose ai cantieri delle grandi opere aperte in regione il passo è breve, puntualizza Legambiente. È evidente che le grandi opere sono un'area di intervento e di interesse anche per la criminalità organizzata e anche per chi sta cercando di fare lucro e guadagno proprio sulle spalle dei cittadini e dell'ambiente, ed è questo che ci preoccupa e ci mette in prima linea.